Buonasera, benvenuto in Friuli Venezia Giulia innanzitutto. Grazie. Io ti darò del tu perché nella nostra famiglia ti abbiamo adottato virtualmente assieme ad altre persone naturalmente, no? Prima di farti la domanda penso di darti un suggerimento. Nel prossimo libro potresti scrivere come introduzione: la storia insegna che la conoscenza sempre rende l'uomo libero. Storia magistra vita di San Valentino. La domanda che Qualcuno io ti... aggiunse sed paucus disciplus sacer. Allora traduci perché io il latino non l'ho studiato. Certo, traduca lei perché La storia è maestra di vita, ma Quello sì, purtroppo l'avevo ha capito. pochi discepoli. Sì, non si impara mai dal passato. Ecco, purtroppo. speriamo di essere qualcuno in più. No? La domanda che volevo farti è un po' un tabù. Tu inizialmente avevi messo nel Calderon anche la Chiesa. Tu che sei siciliano, se la Chiesa siciliana dai vescovi in su, non i poveri parroci, avesse dichiarato guerra alla mafia in maniera simbolica, non facendo i matrimoni ai mafiosi, non battezzando i loro figli, non celebrando le loro morti, non solo in Sicilia, in tutte le 5 regioni che oggi sono in mano alla criminalità. Secondo te la mafia sarebbe così potente? è una domanda intelligente e impegnativa. Intanto voglio dire che per mia cultura e mia formazione io trovo nel Vangelo le più interessanti e le migliori espressioni e guide su come i comportamenti degli esseri umani e della società devono regolarsi. Trovo nel Vangelo una trasposizione in termini politici di quelli che sono i valori di giustizia, di legalità, che poi la nostra Carta Costituzionale, fatta da grandi uomini, ha recepito. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E quindi sotto questo aspetto io ritengo che il cristianesimo, il cattolicesimo, per quella che è la tradizione della nostra storia, siano un momento importante dell'essere di ognuno di noi. E noi abbiamo la fortuna peraltro di essere anche degli italiani e quindi di avere ospitato la culla del cattolicesimo. Detto questo, però, devo dire che il modo con il quale la Chiesa, parti della Chiesa, articolano questi principi non lo trovo assolutamente condivisibile. Ma non mi riferisco solo alla mancata avversione alla mafia. Io ricordo ancora l'intervento che Papa Giovanni Paolo II pronunciò in quel di Agrigento con l'anatema nei confronti dei mafiosi: convertitevi. Io da allora non ho più sentito parlare nessuno in questi termini. Io ho vissuto da poliziotto, da investigatore, l'assassinio di padre Puglisi, che era un padre nel quartiere Brancaccio, nel quartiere di Spatuzza, nel quartiere di Graviano, che è stato ucciso perché aveva organizzato i giovani a ribellarsi contro l'illegalità, contro la mafia, ad accettare la cultura della legalità, a denunciare chi usava soprusi nei loro confronti, chi li costringeva a spacciare la droga, a fare le estorsioni, a incendiare le macchine. E padre Puglisi è stato ucciso. Io ho visto un cardinale che si chiamava Pappalardo che pronunciò un anatema contro la mafia, ma ne ho visto un altro che si chiamava Ruffini che disse che la mafia non esiste. Ecco, queste grandi contraddizioni che hanno visto altri preti collusi con la mafia, io me ne sono occupato di vescovi collusi con la mafia, e io ho contribuito a evitare che uno di questi andasse in carcere. Quando è stato accusato e se ne parla nel libro, c'è un capitolo su questo, Monsignor Salvatore Cassisa, arcivescovo di Monreale dove si tiene
il battesimo dei Cavalieri del Santo Sepolcro, quell'ordine cavalleresco su cui si crea quella collusione tra la massoneria siciliana, tra poteri forti, mafia, imprenditoria e Stato. Cassisa era stato accusato di aver ceduto, lui e il suo segretario, il cellulare a Luca Bagarella. C'è una vicenda, una pagina bellissima in cui io dimostrai che quel cellulare era stato clonato e quindi non è stato ceduto, e semmai le indagini andavano fatte nella direzione di come la clonazione era potuta avvenire. Ve lo sintetizzo perché è troppo lungo da raccontare, è una storia, una pagina, un giallo molto bello, però in quel caso, come per Musotto, la mia onestà, la mia correttezza portò al proscioglimento di Cassisa, ma questo non significa che era esente da colpa, era esente da quella colpa e non era giusto che pagasse per quello, ma il fatto che non pagasse per quello non doveva significare che non pagasse per nulla, come non ha pagato. Io ritengo che per voi, che per chi di voi è cristiano, è cattolico e frequenta, diciamo, la Chiesa, dovreste pretendere un rinnovato impegno da parte dei sacerdoti, un rinnovato impegno che porti i sacerdoti a predicare bene e non razzolare male su molti temi, che non sono solo i temi sociali, che non sono solo i temi della lotta alla mafia o della legalità, ma che sono anche alcuni temi della morale. Perché capisco che è difficile imporre la morale a una società che privilegia la deviazione, però è ancora più difficile quando la devianza nasce da quegli stessi soggetti che pretendono o si arrogano la facoltà di imporre la morale agli altri. Se vuole che le dica la mia esperienza, così, se vuoi, io ricordo ancora quando frequentavo il catechismo per la prima comunione, e ricordo che c'erano dei ragazzi che già fumavano, dei bambini di nascosto, e ricordo il prete che li prendeva a legnate, proprio li menava con la cinta, aveva una cinta perché era un agostiniano, c'è uno che ride, il mio compagno di scuola in fondo. E ricordo questo stesso sacerdote che fumava mentre ci dava le lezioni, e noi dicevamo: ma scusi, ma perché lei fuma e ci dice a noi che non dobbiamo fumare? Tu devi fare quello che dico io, ma non devi fare quello che faccio io. Ecco, forse sarà un caso che mio figlio Walter, che qua, senza che nessuno di noi lo istruisse in tal senso, ha deciso da solo, autonomamente, pur dicendosi le preghiere, credo, essendo profondamente religioso, di non frequentare il catechismo e di non fare la prima comunione. Non so se è stata una scelta giusta o sbagliata, però certamente l'ha deciso lui e noi non abbiamo fatto nulla per costringerlo, al contrario. Ecco, io ritengo che ognuno di noi debba vivere la propria dimensione religiosa in assoluta libertà e in assoluta tranquillità, e debba pretendere però dai preti e dalla Chiesa non solo la somministrazione dell'Eucaristia o dell'estrema unzione, ma debba pretendere un comportamento di rigore e di coerenza principalmente a quelli che sono i principi del Vangelo e del cristianesimo. Perché se si continua con l'ipocrisia, io sono convinto che anche la fine del potere temporale della Chiesa e di questa Chiesa non sia molto lontana. Speriamo.